Pompa 1. Controllare. 2,9, perfetto. Perso, maggiore di 2,5. Aria elica libera. Fa freddo 2 cm avanti, ma qua servirà poco. Via dell'elica! Ok, chiuso questo, adesso lo apriamo. Pressione olio in 10 secondi da 2,5 a 3,4. RPM 2005 per 5 secondi lo mettiamo che se è già quasi caldo. 2, 3, 4, 5. Ok, questo è il riscaldamento 2003-2005. C'è poco da scaldare, sì, ma quello si apre tra un attimo, vedrai. Andiamo avanti, se no direi proprio 11 e mezza, sì. Allora 1 più 2 on. Allora giù la 2 per 5 secondi. 1 2 3 4 5. Su, check della pressione, ok. Giù la 1 2 4, va bene. 4 5 2 5, perfetto. Su, luci strobo on, radio on. Controlli il single brinkage per favore. Okay. Bravo, lì per affare fissare già slide. Intuccio 1 3, 7. 2 3. e 3. Trento anche Blocco paracadute tolto, flap 17. 7, ciao. 7, ciao. Sento information, Delta Echo Oscar Kilo Sierra, good day. Delta Echo Oscar Kilo Sierra 3. Quindi esco qua. Delta Echo Oscar Kilo Sierra, Husky, 2 person aboard, local flight without flightman, request information for don't touch the roads in your field. Now, November 1 at 2000 feet. 2000 piedi, novembre 1. Change 1010 and request landing on 36 cross. Delta Echo Oscar Kilo Sierra. Trento, buongiorno, da linea Alfa 656. Linea Alfa 6563. Buongiorno, linea Alfa 656, equipaggio Marcozzi P1 al parcheggio di fronte all'hangar del Trento Flying Club. 36, il vento è calmo, il QNH 1010. Preferenziale 36, vento calmo, l'H1010 riporterà il punto attesa Alfa, linea Alfa 656. Linea 903530, vuole 36 intenzioni. Proseguiamo per il Sierra 1, mantenendo 2500 piedi per manovre di addestramento 9035. R1 no? Sì. INS R1. Terra, da 2 Ce lo troviamo lì. Guardar fuori. Noi andiamo su a destra. Avevamo detto prima andiamo per Rovereto, ma detto, se andiamo a Rovereto, poi andiamo andiamo. Allora, c'è questo che mi fa un tascico. Sì. Perché dobbiamo da aspettare. Che bello. Apriamo bene. Anthony, va un pelo a sinistra, dai che ci sto anch'io. Ok. Grazie. Ok. Allora. State provati. E strumenti di volo c'è. Pro motore, allora, parcheggio olio 50-110, siamo 86 perfetto, temperatura sul più pieno, carburante sul più pieno, coolant fino a 120 va bene, siamo a 100, propeller passo minimo, ok. Pro magneti, allora, partiamo a 4000 giri.
calo quasi nullo, 1, 2, 3, 4, 5, spingi la spia, sì, vai col B, calo, parcheggia inesistente, 1, 2, 3, 4, 5, meta, 1, calo giri e aumento mappa. Vai con la mappa ancora, yes, facciamo l'ultima, pressione della benzina, dell'olio, basta partire invariata giù, dovrebbe calare un po'. Il recupero c'era, tutto a posto. Ok. Allora, pompa 1 e 2 su, le luminose spente, bussola e dyno, yes, propeller passo minimo, flap 17 gradi, controllo visivo e controllo digitale, comandi liberi, lettuccio bloccato 1, 2 e 3, faro di atterraggio. Vento Delta Eco Oscar Sierra Serra, uscendo dal bus de vela, entrerà in sottovento 36. Dato 36, vento calmo, con H1010, traffico ASCII in avvicinamento da nord. 1010 QNH, traffico ricevuto. Richiama in sottovento 36. Cosa? Traffico che arriva, Lo vedi? il bus de vela che... Entering downwind No, ma 36 li stai Delta vedendo Oscar o... Sierra Serra. Sierra Copy, report on Ah, flight sì, sì. 36 cross runway. Location, Cazzo, ce la facevo. Report final 36 cross Delta Oscar sarebbe prima lui. Trento, linea Alfa 656, sarebbe pronto a muovere il controppista 36, non so se c'è il tempo. Affirmativo, controppista 36, discrezione, richiamo pronto. Si chiamerà linea pronta a partenza di Alfa 656. Visto? L'ho detto io. Quello ci mette 2 minuti. Pista libera, finali liberi. Ripeto, procedura di emergenza, il motore in pista, mi fermo, sono in volo sopra i 1100 rientro, se no avanti. Trento Delta Eco Oscar Sierra Serra, entrato in sottovento 36 con traffico in vista che mi precede. Dato richiamo finale. Allineato pronto a partenza di Alfa 656. 5636 liberalmente calmo. Decolla di Alfa 656. Velocità viva, 50 nodi, asse pista, 55 nodi sul muso, 70 nodi. Mi disasso un po' a destra, per il motivo che ti ho già spiegato. Trento e 43 intenzione. Attenzione, riporterà lasciando il Sierra in Alfa 656. Copiato. Traffico sul Sierra, alta leggero intorno ai 2500 piedi. Copiato il traffico. Final 36 Grass Pacheco. Kilo Sierra 36 Grass is free wing out. Elica 5000, Trento Delta Eco Oscar Sierra Serra in base 36 con traffico in vista per un touch in corso verbosa.
25-5. Come separazione vento calmo. Pirata. Ricevuto, sarà. Traffico era in base dell'altra, Ciao Nunzio. Federico. Ciao Federico, becco sempre te. Ciao, sono Ciao Stefano. Federico, Ciao. è un piacere. Che spettacolo di... Guardavo quello che fa il touch and go. Fammi fare un piccolo video. Allora, sto facendo questo video adesso con gli occhiali che mi ha regalato la mia mogliettina. Ray-Ban. Ale, ciao, Bellissimi. guardami, tutto bene? Finale 36 sul Bosa per Sierra Sierra. Pronta a go. Sierra Sierra Bosa, vento calmo. Sì, che roba. Va su. Eh? E va su. Sono quasi a 90, cioè possiamo portarlo anche a 80, Ci vuole salire di più. Ma va bene così, temperature, non lo picchiamo tanto, non abbiamo da andare alti, Guarda. Guardo se vedo l'altro. Ecco la pista. Siamo praticamente in salita sopra il sottovento. Questa è la nostra strumentazione. Temperatura esterna 3 gradi. Io ho abbassato un pochino perché mi veniva già il caldo da... Trento linea Alfa 56 sta lasciando il sottovento direzione Sierra, 2600 piedi, mi dicevi di un traffico ultraleggero, linea Alfa 56? Affermativo 2005 sul Sierra. Abbiamo più o meno la stessa quota, quindi chiedo conferma l'altro traffico se è in vista, sono in vista, linea Alfa 56. Non sei in vista e noi manteniamo 2005, manteniamo la parte est 9035. Perfetto, io terrò la parte ovest, linea Alfa 656. Trento, India Tango Lima Fox Alfa, punto attesa Alfa, pronto al contropista 36. Lo vedo qua, guarda. Sarebbe bello vederlo anche, no? Siamo già 3. Trento, Delta Eco Oscar Sierra Sierra, entrando sotto vento 36 con traffico in vista che Lui è il Sierra, quindi... Certo, richiama finale. Ma noi siamo qua. Come? E qua dove? Quella è Chase, lì c'è il lago. Traffico, base stretta 36, aspettiamo il suo passaggio. Vedo. Oggi ci divertiamo, vecchio. Guarda che bello. Adesso vorrei vederlo il tipo, dovrebbe essere lì. Ryanair Dai, che a Ryanair. 13.000. Ho capito. E dopo il mundo vedo di più. Final Grass Pacigo, Kilo Sierra. On grass, wing up. Trento linea Alfa 656 lascia al Sierra 3200 piedi, linea Alfa 656. Certo, rientro. Che potrà rientro linea Alfa 656? Guarda, vabbè, giù. Chiamata all'aria, linea Alfa 656 all'altezza di Mattarello Sierra 3300 piedi. E il tipo non ce l'ha il 130. Non lo vedo, è incredibile, oh. Deve essere lì. Guarda che bello, vecchio. Fammi fare una ripresina. Guardate questa montagnola, che bella. Guarda che bello, wow. Qua sotto c'è Nomi. Adesso andiamo sopra casa nostra e li facciamo... Ah, preparali, dai, mandagli... Hai voglia di mandare un messaggio? Mando anch'io. Dov'è il mio? Madonna, il tuo è verso di me, il mio è verso di te. Ma io guardo fuori. Ok, tienilo tu,
Punta a casa nostra lì. Punta di là perché dobbiamo andare lì, Devo stare ad ovest. Ma no, ma era il Sierra, no? Vabbè. No. Chiamata all'area linea Alfa 656 all'altezza di Volano 3500 piedi. Ciao amore, ti sento, incredibile. Ascolta, guarda su che passiamo sopra casa. Mi vedi? Dai, guarda che arriviamo. Ciao ciao. Oh, sentivo dagli occhiali, incredibile. Non facciamo manovre. No, stai tranquillo, Ale. Fammi rilassare, fammi... Cavi, li vedi, vero? Guarda che bella, aspetta. Mi prendo la diga. E questa è casa nostra, guarda lì sotto, il campo. Spettacolo. Aspetta, l'ossario e i campanelli caduti. Eccoli lì. Quello è l'ossario. E il campanelli caduti è questa qua sotto. Eccola lì. Molto bello. Molto bene. Piaciuto il passaggino sopra casa? Perfetto. Ale, Italia? Dove andiamo, Ale? Decidi tu. Dai, guardiamo quelli che sciano un attimo, dopo io... Ok. Dopo andiamo su Caldonazzo, così passando magari per Folgaria e vediamo com'è la situation. Allora, bene. io direi che trimmato 3000... Dai, andiamo a 4000, dai. Temperatura? Perché me l'hai chiuso? Ero 83. Ah, ok. L'avevo... lasciato Prevenire. Chiamata all'area linea Alfa 656 Rovereto Sud 3300 piedi. Temperatura esterna? 5 gradi, come a terra praticamente. Da Dio, guarda, oggi è da Dio. Potremmo andare anche volendo al Valle dei Laghi. Puoi andare a vedere un po' il lago nord prima di tornare? Ma sì, E che te lo dico fa? giriamo là. Mori. Io sto salendo, ma sali anche un pochino meno. Volevo portarmi intorno ai 4000, vai tu. Allora vediamo un po'. Questa è Mori. Lì dietro c'è il lago di Garda. Qui vediamo, ecco qua vediamo le piste. Piste da sci di San Valentino e Bolsa. Ecco, vedi la numerosità, cominciamo a vederla vicina adesso? Sì. Guarda che 6.000 secondo me. Quindi noi andiamo sotto. Madonna, c'è un'aria calda. Adesso hai aperto la ventata. No, la sto abbassando, poi c'è un caldo. Oh, il sole!
Una volta siamo passati un po' più bassi. Un po' tanto. Faccio una chiamata all'aria. Chiamata all'area India Alfa 656, quasi a Nago, 3700 piedi. C'è nessuno, una giornata così, va, che spettacolo. Regalata. E lì c'è il lago? Guarda che meraviglia. Sarà tanta così. Come? Sarà tanta nebbia giù. Adesso sono curioso, guarda. Guarda, guarda Ale, guardati le nuvole, guarda come le vedi. Andiamo lì. Guardale, che spettacolo. Guarda che qua. Detto. Wow. Ecco qua il lago di Garda. Che spettacolo. E in giù, come volevasi dimostrare, nebbia. Mamma mia, guarda, appoggiata alle montagne addirittura. Che incesso. Mi spiace ragazzi, ma noi torniamo dove non c'è nebbia. Vediamo. Vuoi andare sulla questa? Va bene, vai. Sembra bella, no? Non l'abbiamo mai fatta io e te. Questa. Allora. Però anche per. Vabbè, vai. Tu hai riferimento. Madonna. Riferimenti? La somma mo potrà andare a occhi chiusi dopo? Quello lì. No, ma nel senso veramente, ormai. Quello lì. Dopo, se che vedo, boh. È meglio. Guarda che roba. Riva del Garda. Stivo, Gaccapel. Siamo in volo da 14 minuti, siamo già in Valle dei Laghi. Cioè, viaggia l'aeroplanino, 110 in salita. Adesso possiamo anche fermare con questa quota, sai? Che aria calda che sento un po' qua sotto, fammi chiudere. Dopo la riapro casomai, ho un caldo. Arco, castello, non lo vedo. Mi sa che l'abbiamo passato. Non lo vedo più. Oh no, Ale, sta che manca. Guardate che bello vedere questa nuvolosità. Mi sembra appoggiata su un piano invisibile. E noi siamo sotto. Calma di vento, qua segna 17 nodi ma non li credo. Questa davanti è il lago di Cavedine. E qui c'è la parete zebrata o becco dell'Aquila dove saltano i base jumper con le tute alari. Sì, un po' più in là, comunque inizia lì, è quello là per capirci. E dietro qua, dietro a Paganella, un po' più qua c'è il lago di Bolveno. Passiamo sopra, scusa, passiamo da questa che vediamo, lì c'è Calavino e dopo c'è l'Asino che è là. Così ci vediamo anche meglio il lago di Cavedine qua. Com'è che si chiamano queste robe tutte rocciose? Ha un nome. Queste Ale. Questa donna tutta rocciosa. Il cervello che funziona alla grande, E? No, le busate. Che cazzo si chiama? Paesaggio lunare, sì. Vai. Mettilo vicino il... Bravo. Ale.
lago di Cavedine. Che bello. Spettacolo. Ci facciamo il giro dei laghi adesso, Toblino, Santa Massenza, e poi c'è quello lassù che è bellissimo. Lago Santo. Allora, questa qua è la mia montagna, volavo qua in parapendio. Lì c'è il collo di Lagolo. Cazzo, possiamo passare, il Lagolo dovremmo vederlo, più o meno siamo alti uguali. Lì a metà montagna, dovremmo vederlo, aspetta che saliamo un pelettino, appena. Qua se il dubbio, potresti vederlo. Ma va a dare un'occhiata. No, è piccolino, Quello lì è il mio decollo. Quella roba bianca lì. Lago di Lagolo. Tu guardalo lì a destra perché ce l'hai sicuramente a destra. Vedi dove sono quelle casette lì? Ah, sì. Guardalo lì, lo dovresti vedere, è ghiacciato, Sì. Lo vedi già? Sì. Fa vedere un attimo. Eccolo lì, bellissimo. Per me è un ricordo il lago di Lagolo, Venivo sempre qua a volare, è bellissimo. Toblino. E vai Toblino, Santa Massenza. là. Sì, un secondo. Castello, qua ha un nome, mi ricordo, volevo vedere un attimo, aspetta che mi piego di così, poi mi piego da quella. Esatto. Per vedere il lago di Lagolo. Ecco, mamma che meraviglia. Questo è l'atterraggio lì in testa al lago, a sud del lago, lì, quel pratino lì. Che bel ricordo, ragazzi. E qui abbiamo Toblino e Santa Massenza col castello di Toblino. Che bello, che bei ricordi, mamma mia. Volare. Chiamata all'aria, linea Alfa 656, all'altezza del lago di Toblino, 4200 piedi, linea Alfa 656. Possibile che non c'è nessuno in ascolto? Adesso ti faccio vedere il lago lì, che bello che è, sotto la Paganella. Lì c'è un lago che non... mi vede la Paganella. Vedrai qua davanti c'è un bel laghetto, ci sono due laghi, lì ce n'è uno, ma quello è un po' più grande. Qui davanti hai due laghi in sequenza piccolini, che ovviamente non si vedono, che sono meravigliosi. Fammi parlare con Trento, ma invece. 124 is 1150. Trento, kilo chiaro, ricordo 60 360. Trento, linea Alfa 656, all'altezza Paganella, 4300 piedi, si rimette sulla valle dell'Argine per poi lasciare a November Echo, linea Alfa 656. Coperto richiama November Echo. Richiamerà November Echo, linea Alfa 656. È questo qua il laghetto? Il primo è quello un po' tra virgolette meno bello, quello là davanti è stupendo. Cosa c'è, Ale? Ah, stai guardando il traffico. Quello che è partito con il tanto sul lago. In 2000. Guarda, Ale. Questi sono i due laghetti, dicevo. Quel laghetto là, quello più scuro in testa, è bellissimo, venire anche a fare il bagno. È una cosa, siamo tutti con la famiglia, bellissima. Vedo un po' di ghiaccio, poco però. Guarda che bei laghi. E qua la Paganella con le sue antenne. Bellissimo. Ok, allora attraversiamo, guardiamo un po' se c'è traffico, non vedo nessuno, ma comunque abbiamo avvisato. Adesso andiamo a puntare il November Echo. Vuoi prenderlo tu, Ale? November Echo è in mezzo, no, è in mezzo
Da quella? Non il primo, il secondo, quello... Simulata, il Kilo Sierra. Simulata, ma è laggiù. Copiato. Bello che andare in giro così però, no? Finale 36 per Tacengo 9035. Quindi fa Tacengo, questo ridecolla. Quant'è di quota quello? 5.000? Cos'è? Quello... È il mio socio a giocare. no, quello che c'era tutto attesa con noi. Ah, ok. Avvisiamo che siamo lì. Ciodo la batteria. È lì in mezzo, tra questi due qua, diciamo. Non questo, quello lì, tra questi qua due c'è il November Echo. Ma comunque lo vedi lì, vedi che c'è scritto November Echo qua? Questo qua. NE. Trento linea, Alfa 56 prossimo November Echo 4500 piedi. Copiato, rientro. Aspetta rientro di Alfa 56. Cosa sta facendo? L'Eco 2? Bene, grazie amico mio, ci lasci in pace. Allora, adesso rimettiamo la 130 come principale in ascolto. E in ascolto, facciamo una chiamata all'aria con la Solagna, tranquillo, adesso lo prendi in mano tu. Vai. No, l'aereo dicevo. Non si sente, questo deve stare. Ale, com'è? Ti piace pilotare? Perché ridi? Sei in un filmato, non eri in posa per una foto? Sì, stavo pensando al Camillo. Magico Camillo. Dio. Allora, com'è che si chiama la tua mamma? Perché? Gabriella, Gabriella. ti faccio vedere qui il tuo figliuolo che sta pilotando l'aereo, guarda, qui siamo quasi prossimi al lago di Caldonazzo. Ale, cosa dice la tua mamma Gabriella? Adesso passiamo sul lago, andiamo giù, facciamo la Valsugana. Yes. al Bisogna mare. riprendere qualcosa di particolare sulla Valsugana? Ritorna a Stefano 36 1008. No, va bene, andiamo a vedere. Ciao ciao. Cioè, siamo in volo da 25 minuti, siamo già andati. Lago di Garda, abbiamo fatto il lavare dei laghi, siamo... Vento 636 9035 sarà full stop. Vuoi fare un po' di volo lento, quelle robe lì? Sì, dai, bravo. No, ma Faccio io? Allora, non esageriamo. no. Allora, facciamo così, Che non sono ancora... mettiamo 4.400 piedi circa, diciamo, no? Lo livelliamo così. Allora, diamo tutto motore, e livelliamo, e vediamo quanto va. E siamo a 5.000 di elica, ok? Siamo a 120 nodi. Ok, adesso cominciamo a rallentare, tenendo i 4.400, diciamo, rallentiamo, sempre con l'elica dentro. Allora, rallentiamo, vedrai che come rallenti, ho il mappa 18, Ma che adesso butto dentro, tornate qua? Sì. Chiamata all'aria India Alfa 56 sul lago di Caldonazzo 4400 piedi. Alfa 656 intendo con Lima Fox Alfa, siamo sul lago di Caldonazzo anche noi, 5.000 piedi che manterremo fra i 5.000 e i 6.000 per manovre. Copiato, noi stiamo sotto a 4000 piedi e ci allontaniamo verso la Valsugana e richiameremo rientro. Copiato, noi teniamo d'occhio sul ADSB. Stai in vista comunque, sei al lato sud del lago di Caldonazzo, India Alfa 56. Sono io. Ok, allora, con l'elica buttata dentro, adesso rimettiamo l'elica, sì, è l'amperaggio,
Noi stiamo a 4000. Lui è lì. Trento India, ipotesta, Sierra 1, 2500 Ti pareva che quando vuoi far manovre c'è qualcuno che ti rompe le balle? Vado lì. Avendo copiato, 2 traffici, il finale richiama in vista. Comunque me lo tengo in vista, sai? Ha lasciato per simulare il filo Sierra col traffico per Del planino. per richiama finale. Che tipo di mezzo era, te lo ricordi? 536 ventano. Non vedo più io. È lì. Adesso diamo un'occhiata se vediamo quel campo, dai, che sarebbe utile. Hai visto con i 3008 come sembra di essere più bassi? È saltato il terreno, eh? Camping? Eh? Camping? Sì. Facciamo un filmato al camping di Andrea. Eccolo lì. Bello grande. Tutto freddo. C'è un caldo. Così. Sto in condensa per un lungo finale per 6, farà un appoggio in pista, poi sarà per la campanella. Tra 2 minuti switchiamo il serbatoio. Con il traffico in base, già devo anche un traffico sulla pista. Quindi G1 sulla pista via Alfa. Io povero, cambiata di brutto qua la temperatura, aspetta che riapro. Io povero. Mezze misure, no? Con occhio traffico in nervosa, Però avere anche fly radar. Come? Avere anche fly radar. No, aiuta. Bravo, è una bella storia anche quella. Però vedi che vista va giù. No, prendilo. Che non c'è più nessuno. Conto 36, mi ha contattato il traffico che sta arrivando. Quella lì è. Bella. Ma siamo dentro, cazzo. Al ritorno passiamo dentro. Fuori da sopra. Siamo a 3000. Sali un po', sali a 4000. Piano, Trento, Bolzano, 1 di volo, ora Temperature perfette. Così è anche bello, cazzo. Ma no? L'hai girato tu, no? Ma Io non l'ho sentito il messaggio, ma mi lampeggiava qua. 30 minuti. Probabilmente abbiamo l'interfono un po' basso, però meglio qui. Andiamo a 4000, dai, così torniamo. Chiamata all'aria, linea 856, all'altezza di Loma Ledo, 3800 piedi, linea 856. Dato che lo sia questa è la vantaggio.
Ah, che libidine. Ecco, in nebbia, a vedere lì. Ecco, in nebbia alla fine della Valsugana. Lì è brutto, Immaginati che adesso arriva e fa così, di colpo sotto è tutto bianco. Quando condesa è così, a me è successo in parapendio e ti assicuro che non è per niente bello. Adesso ci giriamo. Allora, andiamo lì e facciamo... Bella virata, tranquilla. Allora, fammi vedere qua, Mamma mia. sopra Borgo Valsugano. Visto che roba giù? Va che nebbione, oh. Vabbè, è così. Sì. Però, la vuoi far tu? No, Dai, no. fallo. Vale. Non esageriamo. Andiamo lì? Io 3, dai. Quota c'è tutta. Questa è la Val di Sella, Io non... Siamo venuti. No, raga. Ma davvero? Artesella, Dove c'è Arsella, è lì? Artesella? Cacchio, ma sai che mi sembrava tutt'altro posto? Dai tu, Sì, sì. stai sulla destra, forse lo vedi giù. Vabbè, ma... Preferisco stare largo di là che riesco a scappare fuori. Sì, è sinistra. Io un po'. Questo come si chiama, Ale, tu che sei... Famosa cima dei 12, Cima 12? Bello. 7006. Ale, anche se si muove l'aria, stai tranquillo, ok? E non è che deve essere per forza ferma, insomma. Lo vedi giù? Dov'è? Quello laggiù in fondo? È quello in fondo là? Allora, la pista sì, però tu pista. dopo entri a sinistra. C'è la pista. Quel bianco lì che vedo su tutto a destra, quella lì la pista, no? Esatto. Ok. Quindi noi andiamo a destra. Tu dopo dovresti vedere a sinistra, perché l'Artesella è lì a sinistra. Ok. Siamo alla stessa altezza di quell'altro, però. Sì, adesso glielo dico. Noi possiamo andare giù un po'. Sì, è perché... Allora, siccome mi stima un vento dalla tua destra, volevo stare un po' più alto perché so già che se arriva alle pacche non ti piace, no? Quindi... Ah no, scusa, lui... No, sta andando dove andare. Ok. Vedi? Qualcosa c'è lì, sottoventi, robe. Tu lo metti in 110, scappi via. Oh, adesso tu guardi lì, dovresti vedere, riconoscere qualcosa? Oh, niente. Cospega, quel famoso... Artesella sarebbe lì teoricamente. Io vedo solo piante venute giù e basta. Devi faccio chiamata all'aria. Chiamata all'aria già a 56, lo valido 5300 piedi in discesa. Vedi lì? Ah sì.
Artesella. November Echo il nostro amico. Ok. 126 nodi. Quel po' di movimento di aria eravamo in quella conca, il vento per un poco che c'era prendeva 120. Tanto di Foxtrot Alfa, November Echo 1, rientro al campo, siamo istruzioni per l'avvicinamento. Guarda le nuvole. Quella è il piste, no? Piste medico. Piano traffico ASCII dal nostro campo, direzione November 1. Piano traffico ASCII non in vista e dietro a quel nostro alfa guardiamo fuori. Lasciate 4.000 piedi per la motocicletta. Stessa rotta, leggenda 172 regolare. Allora non in vista guardiamo fuori via da Lima Foxtrot. Abbiamo 30 in volo ai 2. Cosa vuoi fare? Entriamo pian Siamo a piano. 38 minuti. O vuoi... Tornare c'è le asse, portiamo November 1, 3.000 piedi. Perché no, vorrei andare. Andiamo là a vedere Pinè. E dopo rientriamo da nord. Questa lì c'è? No, pensi che la città è un po' abbastanza. Donazzo? Ma quelle ciunghe ne hai a portata? Perché io ho in bocca una robetta minuscola. E poi la trovo. Dietro a Lima Foxtrot, la città di Trento c'è rialzo in vista, 3.000 piedi, facciamo un'orbita per perdere. Però vedi come, vedendo così lontano, ti fai un'idea, no? Allora, lì la cosa brutta è quella roba della la nebbia che viene al suolo e quella purtroppo bisogna scappare. Una Però cortesia, la settimana scorsa noi stavamo facendo il vai sull'Erbosa e abbiamo perso una cover del serbatoio di destra, una cover aerodinamica, un pezzettino. Per caso se la trovate rossa e nera, potete metterla via. Ok, io non so niente, però chiedo. Ok, grazie mille. dicevo, una nuvolosità così, Grazie mille. invece abbiamo una vista che è 200-300 km, cioè ti dà non tempo di più, capisci? Ti dà sicurezza sta roba qua, no? Poi così che bella Lombardia. Qua ci vediamo a fare una rotta, da lì, e qua adesso davanti c'è Pinè, Costa Alta. Non mi ricordo come si chiama quel laghetto lì. Base del Daniela, Cioè, Costa Alta è quella lì. vedo il lago. Siamo nel mezzo sei. Costericce.
fatto venire l'ansia tu, Perché? teoria. Ah, ecco. Allora, lago, questo è l'altipiano di Pinè. E questo è il lago di Pinè, che sono due. Terraia. Siamo già finiti. Sì, Pinè è qua. Sono venuto a pattinare io che ne andavo un po'. Qua c'è la pista di pattinaggio, lì sotto. Ah sì. Riprendila un attimo con gli occhiali. Chiamando Pista di pattinaggio. Pine. Più bene di così non la puoi vedere, vecchio. 36, dietro quelli constatato. Più bene, meglio di così non si può vedere, Ale. Tutti dentro, Dio! Cosa? Verticale, dietro quelli constatato. Ti ho fatto una ripresa, vecchio, di quella pista. Allora qua ti orienti, no, Ale? Adesso Dov'è l'aeroporto? Non guardare. Ok. Terria Alfa, November 1, 3000, lascia la zona per Bolzano, riporta rientrando. Contatto 1, 12,60, ciao. Entriamo? Andiamo a farci un lungo finale, così andiamo fino al Sierra? Ecco, Kilo Sierra, lasciamo la vostra zona. November 1 a 2000 piedi. Copiato con il traffico Cerna 3000 in vista, Balzano 12,6, ciao. Scusiamo fuori per il traffico 120. November 1 è là. Ciao. Trento linea Alfa 56 rientra dal November Echo 4900 piedi in discesa, si porterebbe il sottovento per poi andare fino al Sierra e rientrare lungo finale, India Alfa 56. Richiama Sierra. Richiamerà Sierra, India Alfa 56. Cioè, prima non vuole sapere niente. Adesso ascoltare e basta. Bello volare, Ale, eh? sorridi. Sei su Italia 1. Ma anche guardare per dirti ste nuvole, no? Così. No, Guarda, guarda che bello. Guarda, sembra che ti vengano in faccia, guarda. dai, Arrivo un attimo, guardo, voglio vedere solo dai. questo effetto qua. Ricce. Allora, 1000 piedi al minuto è troppo, no? Allora, non mettiamo un assetto dai massimo 700 piedi al minuto. Cominciando a togliere il motore. Magico Camilla, mano. Adesso ancora, Bello sto voletto, eh? Vedi? Che bella discesa, perfetta. temperature sempre a posto. Tutto perfetto. 36, dietro quelli constatato. 36 da ventricale. Atterrando. Quello che sarà con noi. È incredibile, come togli il motore, si gira di così, devi mettere il piede sinistro, lavora all'opposto che quando è in trazione. Perché c'è più aria che arriva di quella che... Lo spiego quando sarò lucido questa cosa, perché c'è una spiegazione. Ancora nell'aeroporto festival. È quello dell'altra volta, oh. Guarda che bella. La nostra bella pista. Atterrando. Visto. Che bello. Bello, ma tolto motore, no, mettiamolo a 20. Tanto faccio anche così se vuoi un pochino. Fox Alpha entra dentro contropista. Contropista, speriamo l'Alfa indietro quelli con Fox Alpha. Bravo. Eh? Bravo. Chi? Tipo? Ah, Perché? parla bene. Ah, ma chi, quello il torre o il tipo dell'aereo? Ah, ok.
le discese, no? Si raffredda, quindi motore intorno al 2.0 mi diceva il poster se sei alto, no? 2.0, 2.1 con questa mappa qua del nostro aereo. Chiudi tutto. Siamo veloci, tutto chiuso, lasciamo l'elica a 5.000, poi pian pianino dopo andrò a chiudere. E bella discesa, 500 piedi. Allo 130 nodi, questa è l'impressione che si ha con un riferimento vicino, e andare, adesso rallentiamo. Bello che rallentare, no? Guarda, tolgo il motore sul muso automaticamente. Guarda, 110. Ciao, grazie. Linea Pacifico 6 al Sierra, si è prossimo all'avvicinamento per lungo finale 36, full stop, Linea Pacifico 6. Piazzola 36 libera al Messico. Ok, vai di landing. Controlli del sottovento che noi facciamo adesso, diciamo, perché siamo in lungo finale, sono flap 17 gradi, appena sei in arco bianco ovviamente. Quindi andiamo a metterlo in arco bianco, eccolo lì, giù una tacca. Allora, abbiamo tacca di flap, abbiamo le due pompe su, landing e passo dell'elica tutto dentro. Ok, adesso teniamo i 70 nodi, 75, adesso siamo molto alti, quindi quando sei alto togli il motore. E in questo caso, dato che sono molto alto, posso fare già il full flap da qua e avrò un angolo ancora maggiore di discesa con i miei 70 nodi, la rampa, qualche quota che abbiamo, 2000 piedi. Questo è un bel esercizio. Adesso ci allineiamo, guardiamo se riusciamo a tenerlo, la velocità sempre sotto controllo e avere un angolo di rampa che ci consenta, gestendo il motore, no? Di arrivare al punto di mira. Nell'eventualità arrivassimo lunghi, dici, anziché tentarlo lo stesso, fai un go away, si dice in inglese, cioè lo rifai, vai via. Finale India Alfa 56. Attualmente calmo. Ancora c'è. Adesso siamo alti, quindi si fa tranquillamente, con molta cautela, tenendo sotto controllo la velocità. Ok. Vai, rampa, vecchia. Ok. Vedi come ti tiene impuntato? Sì. Io sono senza motore, Chiaramente occhio a richiamare giusto perché vieni giù molto più ripido, no?
Capisci cosa voglio dire? Piedi. Guarda che meraviglia. C'è ancora la cosa sua? Ecco, adesso la metto giù. Contropista linea 356. Hai 3-5 contropista. Copiato, 3-5, linea 356.